Ricettina da sballo, veloce, simpatica, economica e buonissima. Pennette con melenzane e provola a forno. Vediamo quindi come si procede alla realizzazione di questo straordinario piatto. Voilà, gli ingredienti sono molto semplici. Pennette, scusate, aglio, o potete prendere cipolla, tutte e due sono ottimi. Un po' di prosciutto cotto, di questi qua fatti a dadini, passata di pomodoro, scamorza fumé, importante fumé, parmigiano reggiano, melenzana, basilico a tonnellate. Iniziamo il procedimento. Melenzana a tocchettine, voilà. Adesso la andiamo a mettere in un'insalatera con del sale e nel frattempo prepariamo il sughetto. Voilà, aggiungiamo del sale, mischiamo un po' per fare perdere l'acqua di vegetazione che risulta abbastanza amara perché non è ancora il periodo. Padella, olio d'oliva, aglio. Iniziamo. Passata di pomodoro, altra passata di pomodoro. Qui ci vuole abbastanza sugo, non siate spilorci. Sale, pepe e basilico come se piovesse. Voilà, il sugo. Allora ragazzi, io non vi consiglierei di cuocerlo tanto il sugo, quindi fate fare una decina di minuti, perché poi dopo verrà cotto anche un'altra decina di minuti nel forno, quindi lasciatelo il sugo, lasciatelo un po' liquido, ma di tanto in tanto fate cadere del basilico spezzettato rigorosamente a mano. A mio avviso non aggiungete ricotte, polpette, perché altrimenti diventa come una bella pasta a forno come si fa a Napoli, che mi piace tantissimo, però quando te ne mangi un poco ti schiatti perché ci sono troppe proteine. Lasciatelo così semplice. Queste sono paste che vi potete portare sulle spiagge, sui picnic, sono fredde a temperatura ambiente, sono una cosa fantastica. Incominciamo a friggere le nostre melenzane che richiedono un po' di tempo. Ormai sono passati quasi 10 minuti dall'inizio della cottura del sugo, quindi per cuocere le melenzane ci vorrà all'incirca una ventina di minuti. Potete cuocerle utilizzando della farina, ma io vi consiglierei sempre la maizena, perché la maizena rende croccante e molto simpatica. Quindi noi andremo a lavare le melanzane, andremo a friggerle nell'olio normale, le andremo a friggere con la maizena, così si fa un bel fritto croccante. Ovviamente da furbetto un po' di sugo me lo sono conservato per fare la pizza domani. Maizena pronta, le nostre melenzane praticamente si stanno asciugando. Adesso facciamo la frittura, quindi maizena, e friggete le melenzane sempre poco alla volta per evitare che l'olio perde il calore e la melenzana diventa come una spugna per l'olio. Voilà, stiamo friggendo, anche qui non esagerate nella frittura perché poi avranno un'ulteriore cottura in forno. Quando sono belle dorate, non importa la grandezza della melanzana, quando sono belle dorate le tirate fuori, ok? Melanzane fritte e calamma pastia. Va buona così. Voilà, allora ragazzi, cottura della pasta un 5 minuti così nell'acqua e un 3 minuti nel sugo, dopodiché facciamo 10 minuti a forno, giusto il tempo per fare sciogliere la provola. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro prosciutto tutto confezionato. Starete dicendo, ma mi vedo un chef stellare, dice wow, ma mi che si mangia tutto confezionato, che già fa?
E quindi questo è, a più tardi. Voilà, non muriate, sta sporco, o sacce che sta sporco, a roba su pulizia, non murmuriate, come fate di abitudine. Voilà. Ho vedete il sugo quando è? Deve stare il sugo, ragazzi. Non facetelo fare una bella cottura, 3-4 minuti, un po' di basilico, ma là, e sta a posto. Buono! Dalla padella alla teglia. Mettete tutto cosa in. Non mormoriate. Mangiate da sempre giuro gas, incredibile. Allora, adesso mettiamo il prosciutto. Allora, visto che sto fanno di mano, facciamo un po' la pizza. Ma tu proprio, come sto diventando pure chiuso, mamma mia. Che schifo. Allora, provola. Qua esagerato. Vabbè che mo qua andiamo a mischiare, scusate un attimo. Ok, allora adesso andiamo a mettere il parmigiano. E se ce l'ho andiamo a mettere un po' di pangrattato, non lo so se ce l'ho, possiamo anche non metterlo, però se ci sta perché no, meno poco, sì, ci sta. Basilico, 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 basilico. Sempre spezzettato a mano, utilizzate le mani, sporcatevi le mani in cucina. Filino d'olio, filino d'olio. È melenzano, ma ci scudato, boh. Ma ci scudato il melenzano, ha fatto che si fa il melenzano, se proprio so. Aspettate ragazzi, mi schino poco. Voilà. Fa furbo, mi conservo pure questo per di mano. Di mano tengo mozzarella, provola, sugo. E posso fare la pizza, grazie a Dio. Forno, già bello riscaldato. Una decina di minuti ragazzi e va a ricreare, devo prendere per forza due mani. Ragazzi ci vediamo tra poco, nel frattempo piglio e mi metto a pulizia. Io volete conservo sempre, così un po' di cose, un po' di qua, un po' di là. O formaggio ci sta, mozzarella ci sta, provola ci sta, sugo ci sta, basta solo fare l'impasto della pizza e hai fatto per domani. Purtroppo si deve fare così ragazzi, se no le cose sanno a fare così. Ma là, ragazzi, pulisco un attimo. Mi sa che è un po' cotto. No, nei miei mo ci stanno più melenzane che la pasta. Vediamo la pasta qua. Perfetta. Panino, pochi pane grattugiato con urago. Ragazzi, piatto finito. Voilà ragazzi, piatto completato, purtroppo mi è finita la batteria. Quindi ciao ciao a tutti.